L'arbitro, la sfortuna, nel calcio influiscono certamente anche queste componenti, ma la sconfitta in notturna del Matera Rutigliano va analizzata attentamente. Del resto anche Galluzzo ha ammesso ai nostri microfoni che una direzione arbitrale casalinga è praticamente normale in un campionato nel quale gli arbitri si confermano in sintonia con il nome del torneo, sono dei dilettanti. Dunque se il Matera vuole continuare a credere in un progetto ambizioso, leggi il ritorno nei professionisti, deve affidarsi esclusivamente alla qualità dei suoi giocatori. Osservando attentamente la prima gara playoff, questa sembra falsata dall'espulsione di Mario Brandani. Anche lui nel dopopartita ha preso di mira il signor Fugante di Macerata, ma il mister del Matera ha dichiarato che la sua squadra ha giocato paradossalmente meglio in 10, pericolosi già nel primo tempo con una magistrale azione in contropiede, partita da Marsico, proseguita da Aragone per Di Gianatale e non finalizzata per un soffio da Garrone. I biancazzurri hanno provato a pungere anche nella ripresa, con i tentativi di Garrone, chiuso dal portiere in uscita, e da Neroni, elegante come al solito la sua progressione ma innocua la sua conclusione. Malisi ha sfruttato al meglio il calcio piazzato di Bruno e il velo in tunnel di Caracciolese per punire l'incertezza di Saviano, bravissimo comunque in precedenza ancora sul bomber di casa. Ora Rutigliano nelle spalle, domenica prossima la squadra che ha perso la prima sfida playoff, quindi il Matera, giocherà ancora sul campo amico questa volta con il Manduria, ma l'ambiente ci crede ancora? Noi adesso ci toccherà giocare domenica prossima e poi aspettiamo l'incontro di Rutigliano. Noi col Manduria dobbiamo vincere per forza a questo punto. Vediamo un pochino quello che succederà. Noi intanto domenica giochiamo probabilmente.